Bisognerà trovare nuove forme di finanziamento per la sanità pubblica. A pronunciare queste parole è stato il Presidente del Consiglio e Luca Zaia non l'ha presa proprio bene. Va da tagliare al sud. E i dati nazionali ci dicono che una siringa costa da 2 centesimi a 65 centesimi. I dati nazionali ci dicono che un pasto in ospedale costa da 6,5 euro a 50 euro. I dati nazionali ci dicono che ci sono 3 regioni con 5 miliardi di buco. Ma Luca Zaia non si ferma qui e rincara la dose. I dati nazionali ci dicono che ci sono 3 regioni, il Veneto, la Lombardia e la Toscana, con un bilancio inattivo, le uniche 3 regioni in Italia. I dati nazionali ci dicono che i cialtroni vanno puniti. Per Zaia privatizzare la sanità sarebbe un errore. Prima bisogna colpire chi ha sprecato per molti anni e continua a farlo a danno di chi ha tenuto i conti in regola. Io penso che un giusto mix pubblico-privato ci debba sempre essere, perché così si crea anche competizione. La verità è che il problema oggi a livello nazionale non è quello dei privati o del pubblico, è quello di non far più sprecare chi sta sprecando. All'esterno del distretto sanitario di Via Cappuccina a Mestre le reazioni sono simili. Che è proprio una vergogna assoluta. Non ho parole. Se devono trovare delle forme di finanziamento devono vagliare dove trovarle, insomma, ma non a spese dei cittadini che già comunque pagano. Se già ora non abbiamo i soldi per arrivare a fine mese, come facciamo a pagarci anche la sanità? Questa è la risposta più ricorrente. Chi la paga? È già difficile trovare lavoro. Un'assicurazione? È sempre quello il problema, se non si trova lavoro con quello che si paga non abbiamo neanche i soldi ai momenti per mangiare. Bisognerà pagarsi un'assicurazione. Ma chi se lo può permettere però, perché i tempi d'oggi assolutamente non... Cioè, fare la fatica già a mangiare, a fare la spesa, fare anche un'assicurazione aggiuntiva non...